A poche ore dalla campagna elettorale Raffadali deciderà se Silvio Cuffaro o meno sarà il futuro primo cittadino. Guardi, io penso che i cittadini hanno la capacità di discernere tra chi ha un programma elettorale e lo ha fatto anzitempo e lo ha pubblicato all'albo pretorio e lo ha distribuito tra i cittadini, tra chi invece vuole vincere la campagna elettorale con le bugie. Io ho dovuto far recapitare in ogni famiglia questo pieghevole perché lui non vuole fare un confronto con me, che è l'unico modo per cercare di dire la verità e di sminuire le bugie che vanno dicendo. Le bugie ormai non hanno un programma, cercano di vincere le elezioni parlando di quello che ho fatto io, di quello che voglio fare io. Io quello che voglio fare l'ho detto, dica lui quello che vuole fare se venisse eletto il sindaco del Raffadali, una cosa molto molto improbabile, perché ancora non l'abbiamo capito. Non vuole fare un confronto con me, uno che non vuole fare un confronto con il proprio avversario non è democratico. Penso che uno che non è in condizione di fare un confronto non può confrontarsi un domani da sindaco con le istituzioni, non può confrontarsi con i cittadini, non può confrontarsi con i problemi reali della città. Non so per quale motivo lui sfugge al controllo, forse perché ha impostato la sua campagna elettorale sulle bugie e allora in un confronto è facile smontare le bugie. Comunque una cosa è certa, con Silvio Cuffaro farà le barricate affinché i contatori a Raffadali non si mettano, farà le barricate affinché la tassa sui rifiuti ritorni a essere come prima quando ero sindaco io, che era la più bassa della provincia di Agrigento, e cercherò di portare sviluppo e lavoro come ho fatto quando ero sindaco, in cui a Raffadali sono state messe in atto diverse opere, diverse infrastrutture che hanno creato lavoro e sviluppo. In questi 3 anni abbiamo avuto soltanto disperazione, i cittadini lo hanno visto. Possono tranquillamente fare un confronto tra l'amministrazione Cuffaro e quella che è venuta dopo Cuffaro e dopo aver fatto questa valutazione possono discernere e cercare di capire chi è Silvio Cuffaro e chi sono gli altri, la sinistra che ha governato per tanti anni Raffadali senza portare nessuno di buono. Voglio riportare a Raffadali i finanziamenti, voglio riportare a Raffadali le grandi manifestazioni per il 1° maggio, che ormai non si è sminuito pure di significato la festa del 1° maggio. Quest'anno non abbiamo avuto neanche la presenza del sindacato, una cosa veramente, veramente deplorevole, e cercheremo in ogni modo di mettere e di portare avanti i cantieri per dare opportunità di lavoro.